Siamo in compagnia di Mattia Cocco, che è il tecnico del Sandrigo. Intanto un giudizio sulla partita: 3-3 contro la BDL Minimotor Correggio al Palasport Dorando Pietri. Eravate sotto 3-0, è arrivata la rimonta per 3-3. Di solito gli allenatori dicono sempre che quando c'è la reazione dal punto di vista mentale dei giocatori è difficile che siano scontenti. Sì, indubbiamente non siamo scontenti perché personalmente a me non è piaciuta come abbiamo gestito la partita. L'avevamo preparata credo abbastanza bene, in settimana avevamo lavorato bene su determinate cose e poi stasera sono venute un po' a meno. Ci sta, le partite di hockey sono complicate, sono tutte differenti. E io non credevo realmente di portare a casa punti per come si era messa, perché effettivamente il primo tempo il Correggio secondo me ha disputato un grandissimo primo tempo, quasi perfetto. Poi noi un po' con degli episodi un po' fortuiti anche siamo riusciti a rimontarla. Devo fare i complimenti per la tenacia, per la voglia e per tutto della mia squadra, e quindi ci portiamo a casa un punto che per noi è importante. Sì, per onore di cronaca anche sul tema episodi fortuiti, il gol dell'1-0 diciamo che è stato un po' un infortunio, ecco, in casa Sandrigo, ma sono cose che possono capitare ovviamente nel mondo dell'hockey durante le partite. 4 punti in 2 partite per il Sandrigo con Mattia Cocco e Gabriele Tiella alla conduzione. Cosa vi aspettate anche per questo finale di campionato? Siete sesti a 7 punti dal quinto posto, occupato proprio adesso da Seregno e BDL Minimotor Correggio, col Seregno che è in vantaggio sui correggesi per via degli scontri diretti. Sì, allora noi siamo contenti per adesso di come sta andando, comunque i ragazzi io li ho trovati adesso, è la seconda partita, ma comunque erano in salute, venivano, magari c'era solo bisogno di un cambio, un po' di aria. Io me ne assumo tranquillamente e volentieri la responsabilità, sono molto felice in realtà del lavoro che stanno facendo, perché stanno lavorando benissimo. L'idea nostra è quella di uscire prima possibile dalla parte dalla zona play out, guardando un po' un occhio dietro. Questo punto è importante perché insomma voglio dire ora mancano penso 4 partite e l'idea è quella di fare punteggio pieno e quindi andare via abbastanza lisci, e questo è l'obiettivo. Viene lavorando, noi continuiamo a lavorare e speriamo insomma che vengano premiati. Ultima domanda, ma questa è la curiosità del cronista: si sta meglio in pista coi pattini o a dirigere una squadra? No, in pista coi pattini tutta la vita. Sono due cose, ovviamente sono due cose totalmente diverse. Io ho lasciato molto tranquillamente lo scorso anno e quindi sono alla prima esperienza come tecnico, ma forse mi deve ancora passare un po' di nostalgia di giocare, e io mi trovo molto bene, mi piace, è sempre stato il mio ambiente tutta la mia vita, quindi lo faccio molto volentieri. Ovviamente fra le due cose, se potessi giocherei ancora, invece guardo gli altri, ma lo faccio molto tranquillamente. Noi facciamo un in bocca al lupo a Mattia Cocco per l'inizio della sua carriera di allenatore, in bocca al lupo al Sandrigo per il proseguimento di quest'annata. Viva, grazie mille a voi. Grazie Mattia, grazie a te.